Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Euganeo il Padova ospita il Gubbio per la 40ª giornata della Serie B-Win. Maurizio Cestaro prima del match in ricordo di Nereo Rocco premia Tito e Bruno, i due figli del Paron. Fuori dalla zona playoff in virtù delle ultime due sconfitte contro Sassuolo e Torino, la squadra di Dal Canto prova a tornare alla vittoria in casa, cosa che non arriva dal 3 marzo contro l'Albino Leffe. Il Gubbio di Apolloni invece deve vincere le ultime 3 partite per cercare di raggiungere la tanto agognata salvezza. E allora a partire meglio sono infatti gli ospiti, gli umbri, con un tentativo in mischia, poi arriva il tocco al centro per Lunardini che però di sinistro spara alto sopra la traversa, bella incursione di Sandreani, poi Ciofani cerca di servire Lunardini al centro dell'area di rigore, attenzione a Caccia, il suo destro e la parata in 2 tempi da parte di Farabbi. Tentativo anche da parte del Padova, arriva poi il vantaggio dei patavini con questa punizione per Schiavi che gira di destra, un gran gol per Raffaele Schiavi, difensore, secondo gol in stagione per lui, gol davvero molto bello, la punizione pennellata da parte di Bentivoglio, destro al volo nell'incrocio dei pali dall'altra parte, tutto molto bello, 1-0 per il Padova dopo 17 minuti di gioco, la reazione immediata da parte del Gubbio. Ma qui Sandreani si divora davvero una grandissima occasione, bella incursione sulla sinistra di Mario Rui. Attenzione però all'1-2 tra Dramé e Cutolo con Agnello Cutolo che prova il sinistro, bravissimo Caracciolo a chiudergli la via del gol sul conseguente corner, colpo di testa di Caccia, la battezza fuori Farabbi e allora il pallone rimane lì, poi Schiavi però questa volta non è bravo a coordinarsi, ma rivediamo ancora Farabbi, battezza fuori il pallone che invece va a scheggiare l'incrocio dei pali e rimane in campo. Ancora un tentativo con Bovo che recupera un buon pallone, lo mette sul secondo palo, si coordina Caccia e il palo a dir di no al numero 10 del Padova. Bella comunque ancora l'azione patavina, ma soprattutto bella la coordinazione, non era assolutamente facile cercare di centrare la porta da lì, bravo Caccia. L'arbitro Irrati di Pistoia fischia per l'inizio dell'ostilità nel secondo tempo ed è subito il Padova a trovare dei varchi con il neo entrato Lazzarevic che prova il destro a giro, trova però la presa da parte di Farabbi. Qui Nuanco sbaglia tutto, dorme Cottafava, arriva Caccia che con un pallonetto non riesce a mettere il pallone in rete per il 2-0, vicinissimo al 2-0 Caccia che poi se la va a prendere con il palo. E allora prova a reagire ancora il Gubbio con questo tentativo da parte di Graffiedi, Perin non trattiene. E allora Gubbio che prova a farsi pericoloso all'11° della ripresa. Pallone dentro, adesso il Padova con l'uscita di Farabbi, poi Caccia in qualche modo controlla, ancora Caccia, un pallonetto che questa volta va in rete col sinistro, 62 minuti di gioco, 17° della ripresa, esattamente come nel primo tempo, al 17° Schiavi, questa volta però Caccia mette a segno il gol del 2-0, Farabbi esce, ma alla fine Caccia la meglio, pallonetto col sinistro, non era facile, 2-0 per il Padova, che allora trova ampi varchi, ovviamente dalla parte del Gubbio che invece si butta in avanti per cercare un insperato pareggio. Ci ha provato Cutolo, ci prova poi adesso con questo tentativo di destro nel finale Bartolucci. Trova però la deviazione attenta sul suo palo da parte di Perin, attenzione al contropiede, Cutolo solo, dribbla anche Farabbi, Cutolo 3-0 e il Padova chiude il match con Agnello Cutolo che salta a Farabbi e anche Bartolucci, rivediamo qui. Riesce a calciare in rete e fare il punto del 3-0, Padova dunque che si guadagna 3 punti importanti per sperare ancora in un posto playoff. Gubbio invece matematicamente retrocesso perché la Nocerina perde a Crotone e soprattutto perché il Vicenza ha pareggiato a Empoli.